Salotto. Allora signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti a questa puntata del Salotto qui al Lab. Stiamo per cominciare anche la diretta streaming e poi quello che ne verrà per Radio Flash. Avremo tutta una serie di ospiti questa sera, verranno a trovarci l'utente and the Camel Toes, verranno a trovarci i PIC, ovvero Pons in Chess, credo di aver pronunciato bene, ma io chiederei subito un applauso per la prima band. Arrivano da Casale Monferrato, si chiamano niente poco di meno che Negromanti. Benvenuti ragazzi, welcome. Benvenuti qui al Salotto ai Negromanti per questa che diciamo la band che inaugura questa puntata appunto del 16 di ottobre. Con che cosa cominciamo? Cosa ci fate ascoltare? Cominciamo con un cocktail, come Cominciamo con un sempre. cocktail, dato Visto che che è il posto giusto questo, Esatto. ci sta, siamo al Lab dai. con un cocktail. Cominciamo con un cocktail, loro sono Negromanti, sarà un cocktail un po' scuro immagino. Molto scuro. Molto scuro, ma Al cominciamo, veleno. cominciamo così, un po' dark questa sera ai Negromanti qui al Salotto. Te ne vai senza dire niente e mi lasci qua giù nel mio buco deprimente, neanche una luce, ma quando finirà? Con le voci nella notte cerco cose anche se c'è sempre da fare a botte a chi mi sfotte e senza un perché. La comunicazione la interrompo io, scanso gli equivoci, la malafede, mille pretese sarò cocktail di veleno. E se mi berrai sarà la cosa giusta che farai. Qui non c'è niente gratis, ma è tutto compreso. Pago tutto quel che è stato, ma in fondo il fondo è ancora illimitato. Se lo credi sconveniente, benvenuto fra noi. Cambia tutto e non cambia niente, ti sembra poco, ma è tutto quello che la comunicazione la interrompo io, scanso gli equivoci, la malafede, mille pretese sarò cocktail di veleno. E se mi berrai sarà la cosa giusta che farai. Devo decidere se uscire da questo inferno e buttarci tutti dentro e poi riuscire a passare questo inferno anche se cadrà la neve e io avrò ancora sete. Cocktail di veleno.
Negromanti, Grazie. Negromanti qui al salotto. Con questo cocktail, diciamo, siamo partiti per esplorare un po' quella che è la vostra musica, ma io mi prenderei anche come dire, il tempo di esplorare brevemente anche quello che è il vostro territorio, perché ho detto che arrivate da Casale Monferrato, magari ci staranno anche vedendo in streaming sul canale di cortocorto.it, diciamo, qualcuno da Casale, ma anche perché ormai sono diversi gruppi, devo dire con piacere, che sono passati qui di Casale, che sono passati qui al salotto. Io ho scoperto adesso che c'è questo interessantissimo festival che si chiama Let's Rock, dico bene? Esatto, No. Let's Rock, sì. Che praticamente voi organizzate lì dalle parti di Casale. Ce lo volete raccontare velocemente? Di che Sì, cosa sì, si proprio tratta? a Casale Monferrato, nella cittadina di provincia. C'è questo bel festival che organizza un'associazione che si chiama Vitamina T, che riprendono un po' il lavoro fatto da una grandissima persona di Casale, Titti, che fine anni 80 ha iniziato questa manifestazione, l'ha portata avanti per decenni, e adesso c'è questa associazione che porta avanti tutto il suo lavoro. Tutto il suo lavoro. Infatti, se non sbaglio, c'è una compilation che si chiama Back to 88. Esatto, perché 80s. quest'anno Back to- c'è stato il trentennale della manifestazione e c'era una gara tra le band, bisogna portare una cover dell'88, rivisitarla in chiave personale, e Sì. le migliori incidevano il CD che hai tu sotto mano. Che io sotto mano, e insomma, che vede giustamente il meglio, insomma, della scena locale, e tra cui, insomma, una serie di gruppi che sono passati di qua, insomma, che salutiamo. Chiaramente adesso non possiamo fare discriminazione, non possiamo salutare tutti, però dobbiamo Però mi hai invece detto che li continuare. conosci quasi tutti. Li quindi- conosco quasi tutti, perché Beppe Malizia è venuto qui con Beppe Malizia, aspetta, com'è? E i suoi Gli c'ha ritagli tutto- acustici. e i Ritagli suoi ritagli acustici. acustici, è venuto, insomma, sono passati anche i Maunera, sono passati qua, adesso ci siete voi, credo anche verranno, se non so, i Before Sunset sono passati, insomma, Sono passati, ne sì. sono passati i gruppi, dai. Sono passati. Meno male, dobbiamo passare adesso noi da voi, dicevamo prima, ma Sarebbe chissà, bello, magari Mauro, lo facciamo dai. Ci teniamo in quest'estate. contatto e Lo qualcosa facciamo facciamo. volentieri. Allora, senti, con che cosa proseguiamo invece nel viaggio musicale che ci state proponendo voi? Qual è la prossima tappa? Proseguiamo con un altro pezzo, si intitola Nuovi Occhi. Nuovi occhi, New Eyes, facciamo quelli Esatto. internazionali perché stiamo in streaming, metti che ci sente un giapponese. Nuovi occhi. Perché Mao niente di ciò che appare come sembra. Beh, è chiaro, almeno Io dici. sono alto, lui è magro. Vabbè, vediamo Esatto, più o meno così. Bravo. va bene, vediamo con questi nuovi occhi, gli occhi niente un po' di meno dei Negromanti. A volte tendo a perdermi, lo sai, per difendersi ci vuole disciplina, per poi ritrovarmi nei miei guai, tutti uguali, tutti come prima, sempre uguali a sé. Dammi nuovi occhi la mattina per vedermi un po' diverso, un po' migliore, e sembrare un po' più simile a me. Risultare presentabile ci vuole uno straccio di coraggio, mostrare la parte migliore di me. Di solito non vi fa effetto tutti i giorni, tutti come prima. Vera sensazione di distacco, tutti voi sempre in attacco, mentre io dalla terra mi stacco per
diversa e un po' migliore, sembrare un po' più simile a me. Un po' diverso, un po' migliore, sembrare un po' più simile a me. Grazie. Negromanti qui al salotto, questa diciamo primo live act di questa puntata del 16 d'ottobre. Abbiamo parlato anche insomma un po' di quelle che sono le iniziative che vengono fatte insomma sul vostro territorio di Casale, e abbiamo anche così cominciato un po' a sentire la vostra musica. A questo punto mi verrebbe da chiedere, visto che ho sentito l'assolo di chitarra, che comunque ormai è una cosa un po' desueta, quali sono i vostri riferimenti? Diciamo, ci sono dei grandi chitarristi o siete amanti della musica etnica? Tutta la musica, tutto il panorama degli anni 90, ne sai qualcosa, è stato eccezionale in Italia, quindi prendiamo spunto un po' da lì, insomma. Oh, vogliamo fare qualche nome? No, vabbè, dai, non esageriamo. Che nome facciamo? No, nomi non ne facciamo. Bravo, però non facciamo, no, rimaniamo un po' Anche perché ce omertosi. n'è troppi, poi andiamo avanti tutta la sera. Va bene, è giusto, non rubiamo tempo alla vostra musica. Il prossimo brano come si intitola? Si intitola La mia guerra e parla abbastanza della difficoltà che c'è a fare portare avanti questo progetto. La mia guerra, Negromanti qui al salotto. Vado? Alla gente per non sembrare un deficiente, sperare che ci sia ancora tempo. La verità è che c'è troppo vento per rimanere aggrappati all'idea che quel che faccio abbia senso. Aspetterò un giorno e un'ora per poi ricominciare ancora. Schiaccerò tutti i pulsanti
quelli che ho davanti. Preferisco le critiche piuttosto che questa indifferenza. Ripartirò da solo, senza piani di volo. Non mi stacco da terra, è solo mia questa guerra. Puoi lasciarmi anche a casa, tanto dove vuoi che vada. Il mio litro di benzina l'ho bevuto stamattina. Un passatempo lucido, devo trovarlo subito, per non farmi scoppiare la testa e dirmi che la vita è questa. Ripartirò da solo, senza piani di volo. Non mi stacco da terra, è solo mia questa guerra. È solo mia, è solo mia questa guerra. Grazie! Negromanti con guerra, questa è la tua guerra, questa, la vostra guerra, adesso, Nostra guerra. la vostra guerra, e poi siete qua tutti quanti insieme. Allora, adesso immagino che rimanendo così su questi termini così un po' bellici, la prossima campagna quale sarà? Cosa avete in mente di fare? Visto insomma, per il prossimo inverno state registrando, farete dei concerti, bisogna rimanere sintonizzati sulla vostra pagina Facebook, com'è? Rimanere sintonizzati, quello assolutamente. Abbiamo già delle idee che stiamo buttando giù e speriamo di riuscire a registrarle presto. Bene, allora come dire, è semplice, basta scrivere Negromanti, questo è il nome. Con che brano volete salutare invece il Lab, Piazza Vittorio e insomma tutto il Chiudiamo pubblico? con La città tranquilla, La città che parla un po' Che non è delle... potrebbe essere anche Torino, no? Tu. potrebbe, Sì. Potrebbe. se non Oh, fosse... Non è tranquillo. Oppure le cittadine di provincia che sembrano Del tranquille. nord-ovest. Potrebbe, se non fosse diciamo tante cose. Comunque questa la città tranquilla, La città quella tranquilla, che una vorremmo città che fosse. tranquilla. Chissà dov'è questa città tranquilla, adesso andiamo a cercarla Ce con i l'avete una Negromanti. mentina? Una mentina ce l'avete? Una mentira che devi cantare tu, la Filippo, birra. vabbè, ma dai che è l'ultima, ce la fai, Sì, strizzi un l'ultima, po', dai. è l'ultima La e vecchiaia. vediamo se riesce a farla tranquilla. Negromanti. Ispirazione.
una città tranquilla dove la gente ti dà una mano, ma nell'altra tiene il coltello e il mirino e la tua schiena. Se è vero che si somiglia, si piglia, e qui ci sto anche bene. Tu che mi dai del cinico alla prima occhiata, non conosci le mie pene. E allora facciamo un giro in centro con la puzza di piscio di cane. La mia bambina saluta la volante che sfreccia sul selciato. Devo smettere di respirare e anche di stare a guardare queste 100.000 chiese che dominano questo paese. Ci hanno addomesticato con un cellulare. Non faremo la rivoluzione, ma qui la fibra prende come. Negromanti, grazie mille, grazie Grazie in a bocca voi, al lupo grazie. per tutto. Noi adesso facciamo un breve cambio palco e poi sarà la volta di una situazione più elettrica perché arrivano qua i Picco, vero? I Pon Sinces. A fra poco. Yeah!